sede di un concorso che per il 10° anno El Mundo propone la sua Miss El Mundo, quest'anno in concomitanza come tappa del circuito Miss Alpe Adria. Io do il benvenuto a tutti voi e saluto l'amico Dennis DJ che con la sua musica ha aperto la serata. Quindi direi, Dennis, di iniziare anche con un po' di sottofondo, intanto ti io descrivo un po' il concorso. Allora, 10ª edizione di Miss El Mundo, che quest'anno coincide con la tappa di Miss Alpe Adria, che è l'ultima dell'edizione 2016. Quindi questa sera è l'ultima occasione per le ragazze per ambire alla finale regionale. Questa sera le partecipanti si giocheranno le 4 fasce in palio per la finale regionale, che è sabato della settimana prossima, 3 dicembre. Poi ci sarà una finale nazionale e poi la finale internazionale, perché la caratteristica di Miss Alpe Adria è che è un concorso che unisce 7 paesi europei, dalle Alpi all'Adriatico. C'è l'Italia, la Svizzera, la Slovenia, la Croazia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Ogni nazione porterà alla finale internazionale 3 ragazze e chissà, magari potrebbe essere anche una delle ragazze che vedremo qui stasera. Di sicuro le 4 fasciate andranno alla finale regionale del Veneto. Questa sera abbiamo 7 giurati pronti a dare le votazioni per le ragazze che sono in gara qui da noi, e quindi andiamo a presentarli a uno. Si sono posizionati qui davanti al palco di El Mundo, e quindi io inizio a salutare da quest'angolo qui del tavolo della giuria, dove troviamo dal mondo dello sport. Abbiamo Franco Bertuzzo, che è responsabile del Comitato Regionale Veneto Pooling categoria esordienti. Buonasera Franco. Al suo fianco abbiamo un giovane fotografo con la sua passione, segue concorsi di bellezza e anche altri eventi. Lui è Andrea Broglio. Altra presenza dal mondo dello sport, lui si dedica al volley, è allenatore di una squadra che si trova a Paese, in provincia di Treviso, la squadra del USD Felix. Lui è Marco Martin. A lui invece piace volare in alto, cari amici. Lui è un pilota di elicottero. Salutiamo Gianni Zanon. Veneziano del Lido, un fotografo, signori, in carriera. I suoi calendari con tantissime, decine e decine di tipologie di calendari dedicati al mondo della bellezza, ha venduto addirittura 150.000 copie in carriera. Signore e signori, il grande Amerigo Vianello. Dal mondo dell'imprenditoria legata al mondo internet e della comunicazione, quest'anno in sinergia con Miss Alpe Adria, e quindi anche questa sera con Miss El Mundo, in rappresentanza di joylife.it e NetMarket c'è Salvatore Mele. E al suo fianco abbiamo uno scrittore. A lui piace scrivere dei racconti che si legano al territorio, alle produzioni locali, mettendoci fantasia e tanti riferimenti alla realtà. È un piacere avere qui con noi Marco Ferraro. Vedremo che voto uscirà dalle menti, dai cuori, dagli occhi di queste persone. Ricordiamoci, possiamo influenzare la loro scelta con i nostri applausi per le nostre ragazze preferite. Anzi, vi dirò di più, se le applaudite tutte quante è ancora meglio. Ringrazio ancora le mamme e i papà presenti che hanno fatto partecipare le ragazze a questa serata. Adesso, dopo queste chiacchiere di benvenuto, salutando anche Gio Drago qui presente, che sta dando una mano alla serata, quindi facciamo un applauso. Noi iniziamo ringraziando anche 2 fotografi presenti, vedo Federico Bolzon, poi ho visto Nicola Bovo, e ringrazio Mario Bonesi di Gidi Ferro Team con la sua telecamera. E quindi, cari amici, caro Dennis, iniziamo con la prima ragazza che sfila per noi, la numero 1. La prima uscita delle nostre ragazze è in casual. Ecco qui Federica, arriva davanti alla giuria.
un bel sorriso per i nostri giurati, 17 anni, studentessa, studia al liceo linguistico. Benissimo, Federica, accomodati qui sul palco di El Mundo e adesso facciamo iniziare la sfilata della numero 2. Numero 2 si chiama Erika. Un applauso per Erika. Le telecamere presenti, Erika, studentessa di turismo. Bene, e adesso la numero 3, sfila per noi Giulia. Anche lei sale sul palco del mondo, il sorriso per la nostra Giulia. Dopo aver ammirato le prime 3 ragazze che hanno tirato per noi, tocca la numero 4, lei si chiama Anna. Ed ecco Anna con il numero 4 che sorride alla nostra giuria, 17 anni, studia al liceo scientifico. Bene, cari amici, è giunto il momento della numero 5 che si chiama Suzy. Adesso arriverà la nostra numero 5, si chiama Suzy, ha 22 anni, lavora in una pizzeria come cassiera. Numero 6 è il numero di Aurora. Il sorriso per la giuria. Allora, 17 anni, studentessa anche lei nel settore del turismo. Con il numero 7 arriva Sandy. Studia estetica e anche lei arriva di fronte ai nostri 7 giurati. Questa sera hanno il compito di decidere la classifica di questa serata. Bene, allora amici, ringraziamo con un bel applauso le ragazze che adesso, a cominciare dalla numero 1, con un cosiddetto serpentone, vanno a prepararsi per la prossima uscita. La prossima uscita del concorso li vedremo sfilare in abito da sera, sarà un momento elegante, adesso vanno a capire. Siamo pronti per ammirare di nuovo le nostre ragazze, questa volta in abito da sera. Quindi ci prepariamo al momento elegante di questa serata di festa, questa 10ª edizione di Miss El Mundo, quest'anno collegata con il circuito Miss Alpeandria International. Allora, le nostre ragazze sono andate a cambiarsi, hanno indossato l'abito da sera e tra qualche istante inizieranno a sfilare per noi. La nostra giuria è pronta e quindi il maestro Dennis DJ, direttore d'orchestra questa sera, ha preparato le musiche per questa seconda uscita e quindi diamo di nuovo il benvenuto a colei che apre la sfilata, la numero 1, Federica.
E noi alla fine faremo come si fa negli esami. Se troviamo due schede uguali vuol dire che hanno copiato. Bene, allora Federica è qui sul nostro palco e adesso il mondo è per la numero 2, Erika. È il momento della numero 3, Giulia. Sorride, chi rimane impassibile davanti a queste ragazze, non hanno parole e intanto per loro c'è il dovere di dare un voto a ciascuno dei nostri partecipanti e adesso siamo arrivati alla numero 4, Ana. Torna con noi, Susi! Bene, numero 6, sfila per noi adesso Aurora. Della nostra serata adesso è dedicato al numero 7, Sandy. Ancora davanti alla nostra giuria e anche lei va a raggiungere le colleghe formando questa splendida immagine elegantissima delle nostre protagoniste di stasera, tutte in abito elegante. Bene, un bel applauso per tutte le ragazze. Molto bene, allora iniziando da Federica, adesso le ragazze vanno a prepararsi per la prossima uscita. Cari amici, per la terza uscita del nostro concorso Miss Il Mondo, quest'anno gemellato con Miss Alpe Adria, 10ª edizione di Miss Il Mondo. E le partecipanti di questa sera verranno anche contattate dalla direzione di El Mundo per eventualmente far parte del prossimo calendario di El Mundo, chiaramente tutto facoltativo, e verranno contattate appunto dalla direzione del locale. Intanto approfittiamo perché per ringraziare una persona facendole gli auguri. Ieri sera una delle mamme delle partecipanti ha compiuto gli anni e quindi facciamo gli auguri a Cristina. Un giorno in ritardo, ma questa sera abbiamo voluto dedicarle questo momento, visto che
le ragazze che partecipano spesso e volentieri, quasi sempre vengono accompagnate dai genitori, specialmente dei più giovani, quindi è un modo anche per dire grazie a queste persone che consentono alle ragazze di partecipare e consentono a noi di ammirarle in queste serate. Allora, i signori della giuria sono pronti, hanno veramente un compito difficile. Allora signori, questa è l'ultima uscita, ci sarà il vostro voto definitivo. I bikini sfilano al mondo, cominciando dalla numero 1, Federica. E adesso diamo il benvenuto di nuovo alla numero 2, Erika! La nostra numero 2 e adesso in bikini sfila per noi Giulia. E adesso torna a sfilare con noi, con il numero 4, Anna. Con il numero 5 è il momento di Susi. Benissimo, allora aspettiamo che si riposizioni Bolzon con la sua macchina fotografica in posizione per immortalare la numero 6, Aurora. Completare il nostro tour della bellezza con la numero 7, Sandy. Qui tutti i fotografi per una foto con le ragazze tutte assieme. Ringraziamo le nostre ragazze e vi facciamo un grandissimo applauso! E adesso a cominciare da Federica
tornano in backstage in attesa della premiazione. Delle premiazioni, e quindi andremo tra qualche istante a scoprire chi è la nuova Miss il Mondo. 4 ragazze verranno fasciate e si qualificano di diritto alla finale regionale di Miss Alpe di sabato 3 dicembre a Padova, e quindi le nostre protagoniste tornano in mezzo a noi tutte assieme, quindi un bel applauso ancora di benvenuto per le nostre fantastiche ragazze. Allora cari amici, andiamo con la fascia numero 4. Intanto io avviso già i titolari di El Mundo che tra poco, nel momento del consegna della fascia di Miss El Mundo, toccherà a loro arrivare qui da noi. Allora iniziamo dal quarto posto, Miss Joy Life consegna la fascia Marco Ferraro. Miss Joy Life è la numero 4, Anna. Andiamo al terzo posto, Miss Drago consegna la fascia Gio Drago. Ad aggiudicarsi questa fascia è la numero 2, Erika. Siamo arrivati alla fascia della seconda classificata, Miss Le Photographe de Femme. Eh sì, Amerigo Vianello questa sera va a consegnare questa fascia prestigiosa alla numero 6, Aurora. È il momento di consegnare la fascia alla vincitrice. Arriva Michele di El Mundo, 10ª edizione. Grande applauso per Michele. La fascia, 10ª edizione di Miss El Mundo. Abbiamo Michele molto teso. Le ragazze ancora di più. E a vincere questa fascia è la numero 3, Giulia. Allora ringraziamo tutti i nostri compagni della giuria, ringraziamo il fotografo, ringraziamo Mario Bonesi per le riprese video, ringraziamo Federico Bolzone, Nicola Poco, ringraziamo El Mundo per questa serata, ringrazio Gio Drago, Dennis DJ in regia. Vi auguriamo buona continuazione qui a El Mundo. Allora le ragazze fasciate rimangono per le foto di rito con i nostri fotografi. Buona continuazione a tutti e grazie per essere stati qui con noi.